Fotini Peluso, prima volta al Teatro Pirandello, nel giorno di San Valentino, è scattato l'amore. Assolutamente sì, assolutamente sì. Tra l'altro stavo dicendo giustamente a Gianluca e Roberta che appena sono entrata nel teatro mi è presa una commozione unica perché mi sembrava che dovessi poi entrare in scena, nel senso fare uno spettacolo. Ed è un teatro molto suggestivo, molto caloroso, e vedere insomma tutta la gente seduta è da un po'. Io ho lavorato quest'anno al Teatro di Siracusa, quindi una cosa molto diversa al Teatro Greco. E la prima volta sono rientrata a vedere altri spettacoli, però è la prima volta che mi ritrovo sul palco proprio e mi veniva voglia, insomma, di iniziare uno spettacolo, di farvi qualcosa. Per ora sta andando la fortunata serie su Netflix, ecco, cosa ci dici di questa esperienza? Ma insomma la serie è andata molto bene nel corso degli anni, insomma ha avuto comunque un riscontro abbastanza forte dal pubblico e credo che in Italia abbia sensibilizzato anche verso alcune tematiche che forse non sono proprio all'ordine del giorno, che sono un po' dei tabù nella nostra società adesso. Ecco, ti manca il teatro? Mi manca tanto il teatro, mi manca tanto il teatro e entrare qui infatti fa bene. Andate a teatro perché anche solo sedersi tra gli spalti è un'emozione unica, poi farlo lasciamo perdere. Poi tu hai origini greche, Sì, Agrigento è una colonia dell'antica Grecia, così certo. come Siracusa, che effetto ti fa essere qua? Ma credo che ritrovo moltissimo comunque della Grecia in questa terra, trovo che hanno tantissimo in comune e che ovviamente anche forse la mentalità, il modo delle persone è molto simile. E poi è comunque emozionante stare in un posto con così tanta storia, poi Siracusa talmente legato alle tragedie, quindi indissolubilmente legato anche alla mia infanzia, alla mia crescita ed è una fierezza per me. Il tuo rapporto con la Sicilia, con le isole in generale? Ma con le isole ci sono cresciuta in Grecia, quindi con le isole già il fatto di essere staccati dalla terraferma a me fa stare bene, è proprio il concetto che di per sé è giusto, trovo, di essere in mezzo al mare, di farsi portare, insomma, un po' dalle onde. Questo credo che dovremmo, insomma, averlo come filosofia di vita un po' più spesso e nelle metropoli è molto facile dimenticarselo, come dire, di lasciarsi un po' andare, di farsi portare dove ci porta il cuore, diciamo. Ehm, e con la Sicilia tantissimo, appunto, essendo stata 3 mesi quest'anno fissa a Siracusa, ad Ortigia, poi sono innamorata dei siciliani, hanno un modo appunto che trovo molto simile al nostro in Grecia e quindi mi sento a casa quando ritorno un pochino. Nel talk di stasera, condotto da Gianluca Arnone, era inevitabile che si parlasse di amore. Ecco, che cos'è per te l'amore e il rapporto che hai con l'amore? Ma l'amore per me assume ovviamente, come tutti, variegate forme e varie declinazioni. Il linguaggio è abbastanza universale. Credo che, appunto, stavamo dicendo che si confonde molto con uno Strumon no? Con una cosa tormentata, con qualcosa comunque su cui bisogna stare col cruccio, diciamo. E invece credo che ci sia l'amore felice, che sia anche quello a cui bisogna ambire e che il lieto fine, insomma, la noia dell'amore felice credo ben venga, ecco. Con un bacio e una bocca, come in un quadro astratto. Io e te, innamorati stupendamente accanto.